Cari amici, buonasera, ben ritrovati, parte la nuova edizione della Via dei Presepi. Siamo alla vigilia del Natale 2023, quindi buona vigilia a tutti e ve lo diciamo da Parè di Conegliano, dove quest'anno con Federico Stringer siamo venuti a visitare questo bellissimo presepio. Ben ritrovato, rappresentante del gruppo Amici del Presepe. Federico, raccontaci un attimino che scena si svolge alle nostre spalle quest'anno. Intanto buona vigilia a tutti. E il presepio di quest'anno, 16ª edizione, raffigura un borgo di Chianale, un piccolo paesino montano in Val Varaita, in provincia di Cuneo. Un paesino che solitamente a questa stagione è innevato, quindi non poteva mancare ovviamente un paesaggio bianco, candido, un paesaggio un po' magico. E abbiamo voluto rappresentarlo perché è una chicca dei paesi proprio montani. Abbiamo voluto anche rappresentare, come tu saprai benissimo, girando un po' i presepi, che quest'anno ricorrono anche gli 800 anni dal primo presepio di Greccio, fatto proprio da San Francesco. Esatto. E quindi abbiamo voluto fare una scena anche noi, molto semplice come nel 1223, proprio quella scena principale dove San Francesco depone il bambinello nella mangiatoia. Ecco, è una cosa semplice che però racchiude un messaggio per noi molto bello. Difatti abbiamo voluto rappresentare anche molti animali, richiamando anche il Cantico delle Creature. Ci saranno questi personaggi che stanno affrontando una semplice giornata quotidiana, ma però abbiamo voluto rappresentare questo messaggio che è un messaggio anche di speranza, di pace, di gioia, che ne abbiamo tantissimo bisogno in questi giorni. Ecco, quindi vicino alla natività poi abbiamo voluto mettere una colomba bianca che è simbolo anche di pace, che è simbolo anche di gioia, ecco, che simboleggia anche lo Spirito Santo, quindi anche questo è una particolarità che i visitatori vedranno a partire dalla vigilia di Natale. Devo dire a gran voce perché il nostro gruppo è formato da 12 volontari che si trovano 2-3 volte a settimana, in questo periodo anche tutta la settimana, quindi il lavoro non manca e loro sono sempre disponibili perché mi sopportano e mi supportano, però senza di loro tutto questo non sarebbe realizzabile, quindi un doveroso grazie davvero. Federico, noi ti ringraziamo intanto di averci accolto qui in questo bellissimo presepio. Ormai sono le 11, la messa sta iniziando, quindi prima di accingerci ad andare alla Santa Messa di mezzanotte diamo gli orari per visitare il presepio qui a Parè e anche dove esattamente. Sì, allora noi siamo dietro la chiesa della parrocchia di Parè, Beata Vergine Maria di Fatima. Gli orari da questa notte fino al 6 di gennaio tutti i giorni, dalla mattina alle 9 a mezzogiorno, il pomeriggio dalle 15 alle 18:30 e dopo sarà aperto anche nei weekend fino all'ultima domenica di gennaio. Noi della Via dei Presepi per quest'oggi abbiamo finito, ci sono altre puntate che vi aspettano, ma vi diamo un appuntamento, venite qui a Parè di Conegliano, Federico e tutto il suo staff vi aspettano perché come avete visto alle nostre spalle il presepe è bellissimo e vale veramente la pena venirlo a visitare perché le immagini purtroppo o per fortuna non riescono a trasmettere tutto quello che ci trasmette a noi qui dal vivo. Grazie mille ancora e alla prossima puntata. Buon Natale! Buon Natale naturalmente, grazie Federico, buon Natale a tutti!